Tassa di stazionamento ad Agrigento, protesta degli addetti del settore, lavori in corso a Palazzo dei Giganti per rivedere e correggere il regolamento. Oggi ad agitare le acque ci ha pensato il neoresponsabile provinciale del settore turismo della CNA Agrigento, Pierfilippo Spoto. Noi non siamo contrari al pagamento del ticket, si affretta a precisare, ma siamo fortemente critici rispetto alle modalità imposte dal Comune che stanno creando non poche difficoltà, disagi e disservizi ai pullman che giungono quotidianamente nel territorio urbano di Agrigento. Le multe a raffica che vanno fermate non risolvono certamente il problema, evidenzia ancora il responsabile di categoria della Confederazione, dal momento che a determinare le violazioni sono delle evidenti falle presenti nella struttura organizzativa. I punti contestati sono diversi: l'assenza di un checkpoint dove poter pagare anche a vista il dovuto. Ad oggi infatti il versamento della tassa deve avvenire esclusivamente sul conto corrente postale intestato al Comune o tramite bonifico bancario, e la relativa ricevuta di accredito, assieme ad altra documentazione richiesta, deve essere inviata almeno 2 giorni prima della data di ingresso del bus ad Agrigento. Tutte queste sono prescrizioni, puntualizza Pierfilippo Spoto, che risultano francamente ed oggettivamente restrittive e non sempre possono essere rispettate, in quanto, conclude, i movimenti turistici hanno dinamiche spesso non preventivamente pianificabili. E la Commissione Bilancio al Comune di Agrigento proprio in queste ore sta lavorando sul regolamento, così come in effetti non va, sono le parole del presidente dell'organismo consiliare Marco Vullo. Stiamo definendo la bozza, aggiunge, che prevede come punto di stazionamento lo spazio di Cugnovela, dove una volta bonificato verrà allestito un checkpoint da utilizzare per poter pagare la tassa. Inoltre, anticipa Vullo, stiamo inserendo nuove modalità di pagamento come l'utilizzo di apposite app.